Sono giunti a migliaia gli agricoltori del territorio nazionale per fare valere la loro voce, la voce quella dell'agricoltura che in questi ultimi anni sta perdendo reddito. Migliaia provenienti appunto da tutte le regioni, una delegazione importante dell'Emilia Romagna che ha portato all'attenzione soprattutto i problemi del settore ortofrutticolo che sta collassando. Quali sono i problemi principali che intanto riguardano il primario a livello nazionale per scendere un po' più nel dettaglio nelle regioni? Il problema principale sicuramente è legato al reddito degli agricoltori, reddito che purtroppo oggi non c'è in quasi tutte le filiere produttive, quindi dobbiamo intervenire perché oggi abbiamo lungo la filiera una iniquità abbastanza conclamata, ovvero troviamo prezzi alle stelle sullo scaffale e solo le briciole rimangono ai produttori, quindi dobbiamo intervenire cercando di certificare i costi di produzione degli agricoltori, garantendo loro ovviamente questi costi e garantendo loro un reddito. Se questo non avviene diventa un problema non solo per gli agricoltori ma per tutta quanta la filiera. Oltre a questo c'è l'impatto della crisi climatica che sta mettendo in ginocchio alcune filiere, in particolar modo quella della frutta, delle pere, meno 40% di produzione di frutta, meno 40% di produzione di grano, meno 15% di produzione di uva da vino. Quindi in legge di stabilità vanno messe delle risorse per aiutare queste filiere e per metterle in condizione di poter produrre quantomeno a partire dal prossimo anno, altrimenti se non vi saranno risorse queste filiere non semineranno, non poteranno e abbatteranno solo alberi, questo non ce lo possiamo permettere. Infine tutto il tema a livello europeo. L'Europa deve lavorare insieme agli agricoltori e non contro gli agricoltori. Un'Europa che non continui a mettere dei vincoli, delle imposizioni, ma che lavori di concerto con gli agricoltori per avviare e attuare quella transizione green che vogliono tutti quanti. Quindi è chiaro che l'Europa deve lavorare attraverso politiche che incentivano gli agricoltori a mettere energia pulita, incentivano gli agricoltori a ridurre l'impatto dell'utilizzo della chimica e dei fertilizzanti, ma lo deve fare dando loro gli strumenti, dando loro il tempo per poterlo fare. Oggi purtroppo non è così e questo noi non lo possiamo accettare. Il conflitto è stato richiamato più volte, quanto incide sulla la commercializzazione dei prodotti che vengono dall'Italia e anche dalle regioni che sono una punta di diamante a livello internazionale? Sicuramente il conflitto tra Russia e Ucraina ha destabilizzato un pochino tutti i mercati, ha destabilizzato anche i mercati dei mezzi tecnici, quindi abbiamo costi di produzione molto elevati di mezzi tecnici e di energia. Anche oggi stanno tornando a crescere nuovamente dopo essersi abbassati, quindi questo incide fortemente sui costi di produzione delle aziende agricole che non sono più sostenibili. Quindi è chiaro che l'impatto di questa guerra, ovviamente è quella tra Russia e Ucraina, ma l'importante, il messaggio che deve uscire da questa piazza oggi è: contrastiamo tutte quante le guerre, non solo quella di Medio Oriente, non solo quella tra Russia e Ucraina, anche noi come CI agricoltori italiani stiamo facendo e dobbiamo fare sempre di più per fermare le guerre. Allora, tante imprenditrici agricole, questa manifestazione è una parte importante dell'agricoltura, quella femminile e quella in rosa. Cosa chiedete voi donne qua a questa manifestazione? Noi chiediamo l'attenzione alle imprese al femminile, perché la donna nell'impresa concilia il lavoro con la casa, con la gestione della famiglia e con la gestione degli anziani anche a volte. E poi vorremmo che i nostri governi prestassero molta più attenzione a quello che è i nostri prodotti, il Made in Italy, perché come Made in Italy sono prodotti con attenzione e con cura. Noi lo vogliamo per la nostra famiglia e per il nostro territorio. E quindi ringrazio il team dei 44 comuni, 1.000.000. Allora, sono numerosi gli agricoltori provenienti dall'Emilia Romagna, al centro diverse questioni, prima di tutto il settore ortofrutticolo dove l'Emilia Romagna ha un ruolo importante in tutto il panorama nazionale. Cosa chiedono gli agricoltori qua a Roma, quindi al centro del potere politico?
Innanzitutto chiedono che siano applicate le misure d'emergenza, i ristori per le calamità che abbiamo avuto negli ultimi anni. Ricordiamoci i danni delle gelate, della siccità, dell'alluvione 2023. È qualcosa sul quale bisogna intervenire subito per continuare ad avere delle imprese che continuano a credere nel futuro e che investono. E poi nell'apertura del Presidente Fini è stato trattato anche il grande tema della zootecnia, ma anche tanti temi dei nostri pensionati e dei nostri giovani. Questi sono temi generali ma importanti perché si continui ad investire sul settore. Senza queste prospettive e senza queste richieste che si sono fatte oggi è difficile che l'agricoltura continui ad essere motore per l'Emilia Romagna. Qualcuno ha detto meno carri armati, più trattori. Certo che sì, noi penso che in agricoltura abbiamo sempre dimostrato quanto con l'agricoltura si costruiscano percorsi di pace. La pace è strategica per tutti, lo è ancora di più per gli agricoltori. Le battaglie le si fa nei campi, oltre che nelle città, e quindi gli agricoltori per loro connotazione vogliono la pace nel mondo. Quindi i trattori servono per produrre, i carri armati per distruggere. La Romagna in particolare, ma anche parte dell'Emilia, è stata colpita dall'alluvione. A che punto siamo? Quali sono le istanze portate avanti in questa sede? Ma sono usciti qualche giorno fa le linee guida che il commissario utilizzerà per gli indennizzi. Siamo parzialmente soddisfatti. C'è ancora da lavorare su alcuni aspetti, ma quello che ci ha reso soddisfatti è la velocità. Sono passati sì abbastanza mesi, ma per riuscire ad investire serve avere delle risposte entro fine anno e quello è l'impegno che il commissario aveva preso e che sta portando avanti. Qualche giorno prima di questa manifestazione ci ha incontrato il Ministro per un tavolo dedicato all'ortofrutticoltura. Che cosa è emerso e quali sono le promesse, si fa per dire, che il Ministero ha assicurato ai produttori? Innanzitutto abbiamo chiesto che prima dei ragionamenti di prospettiva si metta mano ai decreti emergenziali, a ciò che serve alle aziende per continuare ad investire. Abbiamo quindi messo subito l'attenzione sul credito, sullo sgravo contributivo, ma anche sulla sospensione delle rate dei mutui. E poi vengono le nostre proposte storiche, dal catasto ortofrutticolo a tutti i temi della difesa attiva e passiva. Sulla difesa attiva abbiamo ribadito quanto sia importante finanziare la campagna 2023 col 70% di contributo e la campagna 2022 che abbia le risorse come erano state promesse. E poi c'è tutto il tema dei fitofarmaci, importante perché noi non riusciamo senza le molecole a difendere le nostre produzioni. Da anni ribadiamo che l'Emilia Romagna è una delle regioni più sostenibili, anche in quella sede l'abbiamo sostenuto. L'ultimo tema è quella della ricerca. Abbiamo necessità che ci sia una ricerca che segua le esigenze degli agricoltori e che porta risultati. La crisi ortofrutta al centro di questa manifestazione, quali sono i problemi della filiera? La filiera ortofrutticola giace in una profonda crisi già da ormai un ventennio. Si è aggravato ulteriormente negli ultimi 4 anni a causa delle gravi crisi climatiche con danni che hanno praticamente azzerato le produzioni. Un 2023 abbastanza disastroso con prima gelate tardive, alluvione, e poi trombe d'aria, hanno praticamente ridotto le produzioni da un 60-90% e notevolmente deprezzato le produzioni che abbiamo raccolto. Abbiamo bisogno urgentemente di liquidità, le aziende agricole sono in una situazione di blocco, non c'è liquidità per poter fare investimenti, sono letteralmente bloccate. Abbiamo bisogno di prendere misure straordinarie, rapide, tra cui l'attivazione della legge 102 per le aziende che hanno avuto alluvione e gelobrina e anche per andare a recuperare quelle aziende che hanno avuto danni per la siccità. Ovviamente abbiamo bisogno anche di attivare, possibilmente finanziare la cambiale agraria Ismea, sempre per innestare liquidità alle aziende agricole e possibilmente la sospensione delle rate e mutui d'esercizio come era stato fatto all'epoca Covid.
Però c'è un problema più di lungo visione, che è quello di andare a riorganizzare il valore nella filiera. Questo è il problema serio, andare a recuperare quel valore che si perde nella filiera e non ci viene riconosciuto. Direi basta lavorare sotto costo, il lavoro deve essere pagato. Non c'è futuro senza giovani in agricoltura, a che punto siamo? I ragazzi, i giovani nel settore rimangono oppure scappano? Qual è la situazione attualmente? Sappiamo che il settore è in difficoltà, dobbiamo dare gli strumenti ai giovani per rimanere, dobbiamo dare credito agevolato, dobbiamo dare misure, dobbiamo dare anche una prospettiva di futuro, perché questa oggi è quella che manca. Purtroppo i giovani oggi nel settore agricolo vedono scarsamente la loro figura professionale oggi e nel futuro. Noi questo lo dobbiamo cambiare, lo possiamo fare con le istituzioni, lo stiamo già facendo, ci prendiamo questo grande impegno per far sì che i giovani possano tornare a essere protagonisti del settore, perché senza giovani non c'è futuro. C'è molta attrattività da parte dei giovani verso l'agricoltura, però l'ostacolo è sempre quello economico, cioè l'accesso al credito, ma soprattutto capire chi è in grado di dare un'opportunità in termini di affitto dei terreni o anche di acquisto dei terreni, che è il grosso scoglio del settore. Accesso alla terra, infatti l'accesso al credito sono due delle problematiche sui quali Agiacia sta lavorando ormai da molto tempo. Stiamo raggiungendo dei notevoli risultati, però c'è ancora molto da fare. Purtroppo la problematica dell'acquisto è importante, i prezzi sono veramente schizzati alle stelle. Per un giovane acquistare un terreno per espandere la propria attività aziendale è diventato veramente complicato, però si stanno facendo passi avanti anche con le banche delle terre, con altri tipi di strumenti finanziari che stanno per essere messi in campo, quindi su questo siamo molto positivi.